I vertici di Ideal Standard non hanno un piano industriale da presentare né ai sindacati né alla Regione. Gli impegni assunti lo scorso novembre sono stati disattesi uno ad uno e per i lavoratori dello stabilimento di Trechiana la situazione si è fatta complicata. Non una certezza per il futuro, orizzonte temporale che non va oltre il 2021. Continuano a negare anche fatti evidenti di preoccupazioni per spostamenti di pezzi di produzione verso altri paesi, non l'Italia. Non ci forniscono i dati di volumi rispetto appunto a tutti gli altri stabilimenti e quindi questa situazione di assoluta mancanza di trasparenza ci porta a dire adesso basta. Oggi i sindacati di categoria Confiltem, anche FEMCA e Wiltec hanno riunito i lavoratori, sono poco meno di 500 e in questo momento nessuno gode di ammortizzatori sociali perché l'azienda sta lavorando mentre i vertici tacciono. Lanceremo lo sciopero, chiederemo ai lavoratori di fare sciopero e che la protesta sia più possibile collettiva e che si senta proprio la necessità di farla. A pochi chilometri di distanza c'è la ACC con i suoi 315 lavoratori e in queste settimane la tensione si taglia col coltello. A rischio il piano di rilancio del comparto europeo del compressore che ha nel progetto Italcomp il punto di svolta, ma l'Europa tace e recalcitrante al pari delle banche direttamente coinvolte nel dossier ACC, molto più propense a investire fiumi di denaro in sponsorizzazioni sportive. Basterebbero piccole porzioni di queste somme per garantire un futuro a Italcomp, scrivono in una lettera appello il sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa e il presidente della provincia Roberto Padrin, che implorano testualmente l'intervento autorevole del neo ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Una doppia sciagura sociale alle porte e il tempo ormai è agli sgoccioli.